E ci siamo. Dai che ci siamo. Allora. Live. Cominciato. When the struggle. Forza Borussia. Borussia. Ok, aspettiamo i primi comendiani. Ok. Ok. Ciao The Doctor V, ciao Marx993 e ciao Fab. Oh, e si gode. E si comincia ragazzi. Per un live che può portare a cose molto molto importanti. Ultime giornate di campionato, possibilità di andare in Europa League almeno. Vittoria della Coppa di Germania e soprattutto europei. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' la classifica. Siamo a un punto dall'Europa League, dalla Champions 7 punti, la vedo dura, la vedo molto dura, Champions è impossibile. Come Milan pietoso, eh sì purtroppo, ma ormai non è più una novità purtroppo. Siamo scandalosi. Nelle classifiche gol, Royce 5 gol, ma Robben 14 gol, mamma mia. Ciao Giovanni Battaglia, ciao Alex, ciao Marx993. Vediamo un po' il buon veneziano, chiaramente non esiste in questa classifica, molto bene. Eh sì, un Milan pietoso. Ciao Sdev Sdev. Pararararara. Qua mi sbatto dappertutto con sta sedia. E mo col vecchio abbiati, no, ma vabbè, ragazzi, non parliamo del Milan che è meglio perché è una cosa disastrosa. Purtroppo questo Milan è disastroso. Come quando arrivano le magliette del Borussia con lo sport, non lo so, non penso che ci siano, sinceramente. Penso sia un po' impossibile. Cominciamo quando siamo almeno una trentina, ragazzi, perché è giusto, insomma, della possibilità, insomma, almeno 30 persone di vedere queste partite, perché poi ci sarà, insomma, la finale di Coppa di Germania, che possiamo salvare la stagione così. Lo so, il dottor V, però veramente questo Milan è inguardabile. Siamo senza gioco, senza tutto. Cioè, veramente l'Empoli ci ha surclassato, purtroppo. Come hai visto Sanremo, sì, ho visto la finale. Speriamo di no, perché altri pareggi veramente sarebbero troppo problematici per la classifica, perché almeno in Europa League dobbiamo andare indipendentemente dalla vittoria della Coppa di Germania, onestamente. Siamo venuti fin qua, siamo. Come mi raccomando, fai il fenomeno. Lo spero, Alex, lo spero. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . 。 . . 。 . . . . . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 .
Pappapero, pappapero. Abbiamo vinto il tricolore. La 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 la. Da quanti anni è che non canteremo più questa canzoncina noi del Milan? Vabbè. Come può tentare almeno al terzo posto? Ma cavolo, no, Giovanni, il Milan dobbiamo stare attenti a non retrocedere, ragazzi. Questo dobbiamo stare attenti, purtroppo. Il vero problema è quello. Siamo in 9, siamo ancora pochini, siamo. Speriamo che non sia un problema questa domenica, visto che c'è anche la partita della Juventus. Però abbiamo visto anche oggi Niang in un'altra squadra, comunque 2 gol li ha fatti, nel senso proprio il Milan ha il potere ormai di rovinare i giocatori, guarda Torres uguale, cioè perfino Saponara sta giocando meglio con l'Empoli, cioè veramente io non so cosa dire sinceramente. Ciao Michele Lacovo. Milan deve proprio rifondare tutti, deve comprare almeno 10 giocatori nuovi, secondo me, e venderne altri 15. Siamo pochini, siamo pochini. Parapappero. Ah, scusa, ho letto male, scusami, perché ho il tablet un po' più distante del solito perché c'ho anche il volante in mezzo alle balle, visto che ho registrato Eurotrack, so se sentite il rumore, ma ho il volante in mezzo, quindi ho il tablet un po' più indietro. Chiedo perdono, Michele. Lo so, Dottor V. Come che dici di Spalletti? Ma mai piaciuto Spalletti, onestamente. Non lo so, Fio, non lo so. Ci vuole un miracolo più che un allenatore al Milan, purtroppo. La domenica, purtroppo, è una giornata un po' così. Siamo ancora solo 9, ragazzi, eh. Pappapero, pappapero. Ci vuole il cume, magari. Io vorrei Mu al Milan, vabbè, ma un ex interista. Lasciamolo dov'è il Mu, sinceramente. Mi sto addormentando. Dai, cazzo, dobbiamo giocare. Pappapero, però, pom pom pom. Ciao Lorenzo. Io che vorrei, ma come allenatore o come giocatore? Guarda, come allenatore non lo so, sinceramente. Diciamo che è dura perché secondo me allenatore ormai sì, può avere importanza, però con una squadra con così tanti problemi veramente bisogna sistemare proprio prima, cominciare dalla dirigenza, una dirigenza solida, amministratore delegato, direttore sportivo, il presidente deve spendere di più perché se vuoi stare ad alti livelli almeno i primi anni devi andare in perdita e poi recuperare tutto con le vittorie, con gli introiti. E lo stadio è una buona squadra, dopo diventa un allenatore insomma, che riesce a tenere insieme, a fare gruppo, a fare gioco, ecco, però manca tutto il resto, quindi poi vedere anche Mourinho non farebbe un cazzo in questo Milan purtroppo. No, adesso al Borussia. Sì, Ancelotti tornerà al Milan, penso quasi sicuramente. Si tornerà prima o poi, questo ne sono sicuro. Perché aveva detto che voleva battere Sacchi, nel senso voleva fare che Sacchi quando è tornato al Milan poi ha fallito ed è andato via subito, ha straperso. E allora Ancelotti ha detto che un giorno vuole tornare proprio per riuscire a fare meglio di quello che ha fatto Sacchi nel suo ritorno al Milan. Vedremo, insomma.
No, non ho contratto se posso cambiare, anzi ancora in 11 siamo male, se continua così sarà un live molto breve, fioi. Non penso proprio ragazzi, cioè, schema di gioco, vediamo. Non si può purtroppo. Sì, ma non lo so se è vero che un thailandese vuole prendere il Milan, vedremo. Vedremo raga, vedremo. Tanto parliamo un po' con voi, rispondo un po' alle domande, vediamo. Se dopo non arriva nessuno, forse sarà un live di domande e risposte, non lo so. Beh, anche Nereo Rocco, ragazzi, ha fatto la storia del Milan, uno dei più grandi, eh. Ciao Simone Battaglia. Scusate ragazzi, sto un attimo mandando un messaggio al cell. Spero che il thailandese non sia ignorante come i tuoi, speriamo. Lui andare con la Sampdoria, ma non c'è stato l'amore a prima vista con la Samp. No, sinceramente un thailandese non lo vorrei mai, però se porta soldi ormai per il calcio di adesso va anche bene. Niente, oggi c'è poco collegamento per il momento, eh? Poco, poco, poco. Oh, ciao Ivan Mollo. Finalmente ti becco in live. Ciao, bello. Però manca lo zoccolo duro, manca. Siamo pochetti ancora, 14. Siamo pochi pochi, manca lo zoccolo duro. Ciao Alessandro Eva. Ciao Loris Loco. Ciao Alessandro Giuliani. Ciao Jorar Rabela. Sono persone nuove oggi, persone nuove in questo live. Però abbiamo bisogno anche dello zoccolo duro. Ciao Samantha. Ciao Samantha Vallebona. Specifica se sei, se è il tuo vero account o se sei con l'account della sorella. Perché sennò qua dopo tutti i nostri amici qua allupati ci provano. Ciao Davide Cuccato. Bravo Dr. V, grande. Ciao Izzovna, ciao Marco Ozotuk, ecco qua, Andrea Lazza, comincio a vedere vecchie glorie di questi live, anche se ne mancano tanti ancora. Ciao Football Hita, ciao Sting, qualità italiana, ciao Daniele Imperiale, ciao Chris Gamer, ciao Federic Zobbi. Vedo gente nuova oggi, però questo mi fa molto piacere. Vedo gente nuova, mi fa molto molto piacere. Manca la Eli. Ciao Ion Zaria. Si vedo già 3-4 nomi, anche 5 nuovi, eh. Bravi ragazzi, bravi. Ciao Adriano Spanziani, ciao Beniamino Manfrida, ciao... ok, vi ho salutato. Ciao Andrea Persiani. Siamo fatica a ingranare però, eh. Beh, intanto ci accogliamo tutti insieme.
Ok, quindi con l'account. Benissimo. Quindi se ti vuoi che in realtà ci guarda un annetto, ma non riesco mai a liberarmi per i live. Lo so, i live purtroppo sono così, se non ci sei. Grazie Loris Loco 98. Devo arrivare almeno una trentina per cominciare, che mi piacerebbe vedere qualche fedelissimo perché non vorrei far perdere queste ultime partite. Oggi voglio il giro del Cume, speriamo Andrea, speriamo. Ciao Lorenzo Hackett. Ciao It's Ovna. Grazie Ion che sono un mito. Troppo buono. Ciao Davide Tondelli. Dobbiamo arrivare almeno sui 30, 32, 33 parto ragazzi. 35, adesso vediamo un po' come... FIFA non ne so se lo riprenderò. Ciao Concetta di Stefano. Ciao Giovanni Mancini. Ciao Mattia Vignali. Ciao Brian O'Connor. Ciao, l'ho salutato. La teoria del tutto è un film stupendo, concordo. Visto 3 volte. Fino a che ora rimane in live pensavo di finire con gli europei e ripartire con la terza stagione la prossima volta. Però vediamo, insomma, vediamo un po'. Ciao Natascia Lombardi. Grazie Andrea Lazza. Ciao Stefi Faraone. Come domani live di FM, sì, circa le 20:30. Vediamo un attimo quanti gol ho fatto. Vediamo un po'. Qua il Borussia. Allora, queste sono le statistiche. Questo Milan che mi dici Ciccio 1000, ciao. Sì, il Milan è una tristezza pura. La Juve vincerà, ma comunque ormai il campionato è già deciso, insomma. Ciao Sdev Dav, se l'ho già salutato mi sembra. Il campionato ormai è finito, la Roma ha dimostrato di essere inferiore di tanto, perché pareggiare col Parma è veramente stata la botta finale. Comunque col Borussia ha fatto 14 partite, 4 gol, un assist. Non proprio degli scoring meravigliosi. Ecco, speriamo Concetta di Stefano, speriamo. Oh, eccolo qua, Franci LOL 2 ragazzi. Ciao France, ciao France, ciao Franci. Adriano Spaziani, lo so. Che ne pensi del Genoa? Visto Niang, appena avere un'altra squadra segna. Questo dimostra che il Milan rovina i giocatori, purtroppo. Questa è la demonstration. Dai, tra poco partiamo, ragazzi. Così almeno ne approfitto anche per rispondere a tante domande. Saluti la mia sorellina. Ciao Maria Laura, un bacio. Come riprenderai la Universe? Sì, la riprenderò, infatti ho giocato l'altro giorno, la riprenderò più che la Universe voglio finire la carriera e poi vediamo di fare una Universe. Scusa come mi saluti di nuovo, vorrei... ciao Beniamino Manfrida. Speriamo Loris. Come bisogna giocare nel Milan? Dici nella carriera? Qua, sì, sicuramente vado nel Milan. Speriamo Alessandro. Come quante possibilità la Juve col Borussia? Tante. Ciao Mario Mannone. No, il fantacalcio non ce l'ho, ma vorrei cominciarne un fantacalcio del canale, mi piacerebbe. E poi Borussia dove vai non lo so, non ho ancora deciso. Vediamo. Milioni di iscritti, grazie, io, ma bastano questi. Ivan Molo, convinto pure la mia ragazza a seguirti. Ok. Comunque, visto che mi sono arrivate tante richieste di amicizia sul profilo Facebook, quello mio personale, io ragazzi, grazie, io sapete che accetto, anche là accetto tutti, però è chiaro che là non rispondo tantissimo perché se è un profilo privato non rispondo tantissimo, però vi ringrazio che anche mi volete seguire anche insomma nella vita reale, tra virgolette. Il fantacalcio del canale, nel senso,
Nel senso che vorrei fare un fantacalcio con voi, però chiaramente non con tutti, perché se no siamo un po' troppi, e fare le classifiche sul canale. È una roba che ci sto pensando già da 2 o 3 anni, cioè da 1 anno e mezzo, e vediamo, insomma, vediamo. Ciao Simone Bosco. Io penso di destra, ho sempre detto, un buon attaccante, ma deve stare in una squadra che fa gioco. Il Milan non fa gioco, quindi sarà dura. Il gruppo di Easy e FX ci sono anche iscritti, ho postato anche tantissime foto, robe, ci sono 5 il gruppo. Ciao Just Samz. Nicola, non ti sei perso niente, stavo ancora aspettando un po' di gente. Ciao Flavio. Lo seguivo un po' di più il basket una volta. Eh, Raduno a Venezia, mi piacerebbe sì fare un raduno a Venezia. Mi piacerebbe tanto, vediamo dai. Cosa ne pensi di Paolino Pog? Pogba è un fenomeno. Siamo in 35. Sì, è che oscilliamo tanto dai 35, 29. Adesso partiamo ragazzi, non preoccupatevi. Cosa ne pensi di Emeniche? Boh, sono giocatori che mi fanno cagare a me. Hai visto lo Star Game? No, purtroppo quest'anno me li sono persi. Ciao Mister FSX 2015. Ciao MatMat00. Adesso comincio ragazzi, adesso comincio. Il Milan li lasciamo perdere. Possiamo non parlare del Milan per piacere perché è veramente indegno. Siamo indegni. 37, ok dai. Adesso possiamo partire ragazzi. Nibali dai, sicuramente forte per me il ciclismo, lo seguo poco. Uso la PES Galaxy di patch. Vai raga, partiamo. Dybala è un buon giocatore. Vai Fioi. Si parte nella speranza, siamo a un punto dall'Europa League, voglio arrivare in Europa League, comunque in Europa, senza la Coppa di Germania. Grazie Sciarco. Vai Fioi che si parte. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach in un tedesco perfetto. Vai Fioi che si parte. Stagione dalle 1000 delusioni per il Borussia, fuori dall'Europa League subito, malissimo in campionato, solo finale di Coppa di Germania, un comandone che ha segnato poco per il momento. Vediamo adesso. Vediamo se ci può essere un riscatto. Ex squadra di Marco Reus. Tanti pareggi nell'ultimo live. Reus. Veramente abbiamo fatto 14 pareggi ragazzi. 14 pareggi abbiamo fatto. Una cosa indescrivibile. Che field ti consiglio? Guarda, field di adesso sicuramente la tira del tutto è una cosa stupenda. O se no, ce ne sono troppi, nel senso, faccio fatica adesso in un live. Conta che io sono un collezionista di Blu-ray, di DVD, solo di Blu-ray ne avrò 130, quindi potrei consigliarti tutti quelli che ho preso. È sempre più puro. Dai ragazzi, su dimostriamo che siamo da Bundes, perché l'altro live è stato un po' sfortunato, veramente è successo di tutto. Sì Andrea, speriamo, dai. Dai, siamo venuti fin qua per vedere il segnale del Kuman. Dai, che non c'è stata tanta coesione con Reus, purtroppo. Quello mi è dispiaciuto. Adesso è Kramer. Rafael. Max Cruz. Vai Kume. Il Kume per Reus. Si può distendere il Borussia. Dai, Reus però. E il Dortmund la mette indietro. Reus prova la sponda e non ci arriva mai. Però ancora il Borussia. Passaggio proprio inutile. Perché me l'ha passata così? Veneziano però forse la recupera. Grande Kume. Grande Kume. Grande Kume che fa tutto il Kume. Il Kume prova un tiro. Sbagliatissimo però. Segnare 10 gol. Magari. Veneziano prova un tiro da fuori. Parata va il Borussia. Ancora miracolo. Però siamo partiti bene. Ma che cazzo, mamma mia. Doppio miracolo del portiere. Dai Fioi, dai. Tiriamo fuori le balle in queste ultime 4 partite di Bundes. Veneziano, prova di testa. Troppo sul portiere purtroppo. Ciao Brandon Perea.
No, non guardo le Walking Dead. Dai, perché stiamo giocando benino rispetto al solito. Dai, occhio però, occhio però. Buona difesa del Dortmund, recupera. Prova il lancio. Sponda veneziana, perfetta, molto bene. Dai Borussia. Attenzione Royce. Vai veneziano, entra in area. Il Cubo entra in area, calcio d'angolo. Grazie Gianluigi. Vai un bel cross. Veneziano è solo di testa. Può incornare, ma una mozzarella. Sommer recupera, portiere ex Basilea. Dai raga, dai raga. Dai ragazzi, dai ragazzi. Rafael. Ciao Andrea, cannista. Attenzione Fiori, dai, non cerchiamo di... No, in area, Malawar. Ecco, poi c'è il fratello di Hazard anche. Veneziano, finisce il primo tempo, dai. Vedo un Borussia più in palla, anch'io. Se lo rigiocherò dei Sims. Ah no, fuori gioco, cazzo. Speriamo Marx. Farei live ogni sera, no, proprio ogni sera no. Però almeno 3 live a settimana, 3-4 live a settimana mi piacerebbe, sì. Vai Kume. Il Cume si distende, vai Cume, il Cume se ne va, il Cume tenta un cost to cost che non riesce, fine primo tempo. Ciao Traina, altra vecchia gloria, segna un gol di rovesciata, speriamo, cazzo. Difesa un po' così, lo sappiamo. Anche se in realtà abbiamo preso pochi gol, che abbiamo fatto 19 gol fatti, 18 subiti, veramente una statistica non orrenda, de più. Attenzione, prova lancio lungo, non va purtroppo, però recupera ancora il Dortmund. Marco Reus. Vai, no, ho sbagliato il passaggio. Abbiamo fatto, attenzione, qualcuno recupera bene, la da Reus. Buon Borussia adesso, buon Borussia, dai. Reus sbaglia però tutto. Non possiamo fare un altro 0-0, un altro pareggio, però cioè, veramente inguardabile. Hazard. Dai Fioi, dai. Il Cume recupera l'ennesimo pallone. Grandissimo veneziano. Grandissimo Cume che la dà benissimo a Royce. No, invece è lunga. Sembrava più giusto il passaggio. Max Cruz. Christopher Kramer. Stiamo giocando almeno un po' meglio rispetto alle partite dell'altro video, dell'ultimo live. Veneziano l'aggancia molto bene, ma poi perde purtroppo nella velocità, che ancora non è il suo pane, purtroppo. Il mio gioco preferito simulativo chiaramente è Fly Simulator, raga. Attenzione, attenzione, vai Dortmund, bravissimo. Hummels, dai Hummels, molto bene Hummels. Passaggio lungo per nessuno, però purtroppo. Siamo già al 65esimo. Sì, potrebbe essere veramente il record di pareggi 0-0, E la cosa non mi piace. Cruz. Numero di Cruz. Dai Royce, prendila di testa, però la sponda non riesce, veneziano non ci arriva. Non ci siamo, non ci siamo. Kramer. Dai Cume, inventaci qualcosa, Cume, inventaci qualcosa. Ah, la stavo passando. Vabbè, però sono coglion, cazzo, puttana miseria. Brutto fallo di veneziano qua. Purtroppo l'ho visto il Milan. Dai, pressiamoli, dai, pressiamoli. Dai, cazzus. Occhio ragazzi, cerchiamo di non perdere, però a questo punto comunque è meglio uno 0-0 almeno un punto. Dai venezianone. Ma sti lanci sono una cosa inguardabile, però già 81esimo, bene.
Qua rischiamo di andare neanche in Europa League, non ho parole. Attenzione il Cume, provano un passo per il Cume. Il Cume l'aggancia benissimo. Il Cume l'aggancia benissimo, la dà a Royce. Dai Royce! Royce! Gol! Fuori di niente. Fuori di niente. Porca puttana, oh. Dai, cazzo, dai, un brivido. Vogliamo un brivido il gol del Cume? Niente da fare. Oh, non ne va una però, eh. Non ne va una. Bravissimi, dai, dai, lanciala. Dai, lanciami. Veneziano prova la sponda. Fuori gioco. Porca puttana. 88esimo, siamo vicini all'ennesimo 0-0. Royce non recupera mezzo di pallone. Veneziano ancora di testa, non la prende neanche Veneziano. Ennesimo 0-0, ma che a puttana, ha detto Mario. Ciao di Amstyle. Cosa mi piace di Flight Simulator? Tutto, onestamente. Ennesimo pareggio, almeno ho fatto il migliore in campo. C'è niente da fare. Vediamo la classifica. Siamo sempre settimi, però con gli stessi punti dell'Hannover, ragazzi. Gli stessi punti dell'Hannover. Però è in vantaggio l'Hannover perché ha segnato più gol. Anche differenza reti uguale, però ha fatto più gol l'Hannover. Possiamo ancora andare in Europa League tranquillamente, però non riusciamo a vincere. Non riusciamo a vincere. Ciao Special Mertex. Mainz Dortmund. Dai, fioi, dai. Cosa ne pensi di Verstappen? Vediamo, dobbiamo vedere le prime gare. Siamo in 60 intanto. Questi paesi sono surreali, lo so. Mancano solo 3 giornate, ragazzi. Come la Juve perde. Cioè, se la Roma ha pareggiato col Parma e la Juve non riesce a vincere, veramente comunque è vergogna. Cioè, vedere la Roma così ti fa comunque capire che merita la Juve lo scudetto, c'è poco da fare. Non puoi pareggiare con una squadra fallita, già fallita, dai. Dai, fioi, svegliamoci. Attenzione, attenzione, no, Duricic, chi cazzo è? Mamma mia. Dai, raga, dai. Attenzione, lancio lungo per Veneziano e chiaramente non la prende. Dai, cazzo, un po' di grinta, dai, un po' di grinta. Niente, il nostro problema è che abbiamo un centrocampo che non fa nulla proprio. No, non ho visto il rugby, per me non lo guardo più il rugby, mi ha un po' stancato vedere l'Italia che non ne vince mai una. Dai Royce, ok, passaggio per Veneziano. Veneziano ancora Royce. Dai ragazzi, vai Marchetto Royce. Vai Marchetto Royce, la mette in mezzo e chiaramente sbagliata. Niente, oh, non arriva un passaggio. Attenzione, vai Royce, vai Royce, vai Royce, Royce. Calcio di rigore per il Borussia, finalmente, cazzo. Rigore per il Borussia, è ammonito il portiere, dai. Oh, là. Dai, fai calcio di rigore. Lo batte Marco Royce. E c'è il gol! Gol del Borussia! Marco Royce! 1-0. 1-0, dai. Buon gol del Borussia, dai, manco male.
cerchiamo di fare il secondo perché abbiamo subito anche tantissimi recuperi fino al veneziano. Grandissimo qua il Cume. Il Cume la dà a Royce. Royce per veneziano. Altro passaggio sbagliato di Royce per veneziano. Taffa. Royce non ne fa poco comunque Royce. Deve fare di più un campione come lui. Ecco, l'ha persa anche questa. Dai ragazzi, dai. Attenzione però. Attenzione al Mainz. Bravo Hummels. Non indietro che è pericoloso. Non perdiamola così. Dopo si domandano perché la chiamo sempre i miei compagni. Che sboro, appena toccano palla la perdono. Sì, bello il video di Amstar che mi hai postato, grazie. Attenzione ancora Royce, di testa non ne prende mezza. Ciao Matteo Marco. Dai, pressiamoli. Niente, veneziano riesce a recuperarla. Di testa ritorna il Borussia, ma ancora il Mainz. Dai, prendela che è nostra, bravo, non perderla. Ecco qua, subito che la perde. In lanci dopo il Borussia non li sa fare. Ma non lo so se la Roma riuscirà a vincere il campionato. Cioè la Roma purtroppo quando serve non riesce mai a fare quell'acuto decisivo. Finisce il primo tempo comunque 1-0. Dai, buono 1-0, cerchiamo di fare il secondo però. Vai Fioi, vai. Dai che la sbaglia il difensore, mamma mia. Speravo io. Dai Borussia, dai. Veneziano da Kampf. Niente da fare. C'è poco gioco però, Poco gioco. Veneziano niente, anche le sponde non riesce più a fare. Che passaggio è? Ma porca mignottona, oh. Da fare. Segno proprio poco per il momento. Vai, sponda per Royce, che chiaramente è sempre nel posto sbagliato, ma basta però, Fioi. Non vinceremo mai la Coppa di Germania così, No, beh, ma perdiamo con... Ormai Fioi, perdiamo... Penso che ne vinceremo se no 3-4 fino alla fine del campionato di partite. Questo è il Milan purtroppo, signori. Dobbiamo accettarlo, così niente. Adesso pensiamo al Borussia, ragazzi. Ho bisogno di un supporto massimale col Borussia, Questo Borussia mi sta distruggendo, sì, concordo. Occhio. Mamma mia, cosa ha fatto Weinfeller? Cosa ha fatto Weinfeller? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, cosa ha tirato fuori da quella porca trota di porta. Attenzione, fuori ancora, mamma mia. Siamo in 72, ciao ragazzi. Stiamo soffrendo come porci però. Portiere, bravo. Però ancora il Mainz, sofferenza pura. Adesso ancora fuori, mamma mia. Mamma mia. Stiamo giocando male, non la stiamo neanche meritando di vincere questa. Speriamo di portarla a casa, però sarebbe tanto importante per l'Europa League. Pressiamo, però prendiamo una palla, cacchio. Attenzione, ancora il Mainz da solo, fuori, Fioi, ma Fioi.
Scazzo come scazzi, il mio commento sempre di uno, scusami Just. Il mio primo video l'ho fatto su Shogun ancora un po' di tempo fa. No, la faccio domani FM, ho deciso di farlo domani, ho cambiato idea perché comunque di domenica, non so, vedevo più PES di domenica, non so il perché. Dai Royce vede veneziano e ancora niente da fare. Niente da fare, non ne va una, non ne va una. Non ne va proprio una. Non ne va proprio un ottantesimo. Teniamo almeno questi 3 punti. Teniamo almeno questi 3 punti. Cristo Sientus. Hoffman. Buttala via, bravo Subo, dai, buttala via. Attenzione, vai Kume. E il Kume sbaglia anche la gamba. Ma proprio non ne va una, Non ne va. O un passaggio sbagliato, il Kume sbaglia l'appoggio. C'è l'aggancio, in questo caso, lo stop. Dai, cuore kumendiano. Questa squadra segna poco, è vero, e subisce poco, però giochiamo male. Veneziano prova a fare un'azione solitaria. Il Kume di sinistro! Fuori. Almeno ci ha provato però il talentino. Ciao Checco. Il mio primo video non è proprio il primo, però il primo video lo trovate sul canale. Lo trovate sul canale. In questi 40 minuti la seconda partita, la prima 0-0 solito e questa 1-0 con rigore di Royce. E gol di Veneziano adesso, speriamo. Il Kume parata, mamma mia. Peccato. Dai, un bel crossetto, Niente, tutti sul portiere, non riusciamo neanche a fare un calcio d'angolo, vabbè. Finisce qua però almeno 1-0 pesante, buona vittoria contro il Mainz, dai. Ciao Natascia Lombardi. No, ormai la vera big no, adesso devo rispettare il contratto e poi non sono da grande big, non ho le statistiche a livello di gol per essere tra le big. Tanto siamo in Europa League, 45 punti, il terzo posto ormai è andato. Vabbè, cerchiamo di mantenere l'Europa League. Questo è il nostro obiettivo, Fioi. Questo è il nostro obiettivo. Beh, il Milan, giusto per la sconfitta, oggi ha pareggiato il Milan, però vabbè. Non mi esprimo sul Milan, per favore, ragazzi, vi facciamo troppa pietà. Contro l'Everkusen, partita non facile, 32esimo turno. Dai che però vogliamo i gol kumendiani, cazzo. Il primo video però non è neanche commento, lo trovate su Shogun, è impossibile che non lo trovate, dovete solo andare indietro con i video e lo trovate sicuro. Oh, la Juve ha pareggiato, ma la Juve vince la Juve, ragazzi. Attenzione Veneziano, lampo di Veneziano dal primo secondo. Lampo di Veneziano, peccato, sembrava un'azione migliore come era partita. Dai che ormai è una bella stagione, c'è lo stadio, piove di meno per fortuna. Attenzione, il Kume recupera palla, la dà, serve Royce male però. Servito molto male. Adesso mi collego anche io su Sky sulla partita della Juve, così vediamo un po' come gioca mentre giochiamo qua su PES, tanto forse porta, non so più cosa fare, qualche scaccia sfiga, non lo so, cioè, attenzione il Kume da solo e il Kume non fa niente, Dieses Kume proprio, Dieses Kume. Accendiamo Sky. Passiamo il volume però chiaramente. No, devo ancora segnare ragazzi finora. Scusate un secondo. Vai, 201. 201. Ok. Saranno le joystick sottofondo. Vai, Royce, almeno tu, qualcuno deve segnare. Il Kume fa una bella scivolata e recupera la palla. Ma dopo il Clamp fa una cagata, ma puttana miseria. Niente, è il centrocampo il problema, ragazzi. Assolutamente il centrocampo.
Attenzione a Leverkusen in aria. Ancora per il Leverkusen. Finalmente buon passaggio per Veneziano. Veneziano non sbaglia il passaggio, ma ancora Veneziano recupera. Il Cube ancora recupera. Il Cube ancora recupera. E prova il missile, invece tira una ciofeca. Proviamo di offensivo, ragazzi, vediamo. Facciamo un 4-2-2. Proviamola così. Proviamola così, cazzo. Il doppio palo, anche il doppio palo col Bayern clamoroso. Speriamo veramente nel gol nella finale. Speriamo. Però bisogna vincere questa, voglio andare in Europa League tranquillo, perché poi sarà durissima la finale col Bayern. Dai, lanciami bene. Ma bene, cazzus, bene. Il portiere non esce, guarda che roba. Recupera ancora il Borussia. Veneziano, vede benissimo Royce! Gol di Royce! E assist del Cube! Il Cube almeno fa assist, grande Royce! Oh, ogni tanto si vede la coppia Veneziano-Royce, porca miseria. Ciao Dovachin. Mamma mia, grandissimo qua, grande azione, assist cumendiano. Vediamo se con la doppia punta facciamo cosa di meglio. Attenzione, attenzione, Royce, questo è un brutto passaggio. Questo è un brutto passaggio. Però vediamo se con la doppia punta facciamo qualcosa. Con un 4-2-2-2. Veneziano. Veneziano. Passaggio stavolta per Krampl. Krampl. Veneziano! 2-0 in 5 minuti. Finalmente un grande Borussia. Io sto qui. 2-0. In 5 minuti. Oh. Finalmente, porca troia. Royce Veneziano, porca miseria. Molto bene. Dai che forse ci svegliamo alla fine. Vediamo col 4-2-2-2, vediamo. Veneziano. La sentenza cumendiana è tornata, ragazzi. La sentenza cumendiana è tornata, forse, però stiamo calmi. Dai, porca puttana. Dai che dovevamo vincerla questa, dovevamo vincerla, voglio andare in Europa League tranquillo. Sì, rimango con questo modulo, proviamo fatalità, ha portato 2 gol in 5 minuti. Attenzione, il Cume, assist, era bello, ho sbagliato io, peccato. Tanto gol della Juve, Marchisio, vedi, subito 1-2, è così, è così. Ocio, Fioi, Ocio. Cerchiamo di non prendere gol e di finire bene la stagione. Finalmente gol del Royce e del Cumendone, sì. La carriera su FIFA non so se la continuerò, vediamo ragazzi. Dortmund Cumendiano, Royce più Veneziano, speriamo dai di finire bene questa stagione il prossimo anno, puntare per la Bundes. Anche se voglio vincere la Coppa di Germania, sarebbe bello se con una stagione avere già un trofeo comunque importante come la Coppa di Germania. Provano il lancio per Veneziano, troppo lunga. Ciao Alessandro. Sì, mantengo il 4-2-2 ragazzi, assolutamente. Dai Fioi, dai. Drimic, buon passaggio, ma recupera molto bene la difesa del Dortmund. Ciao Lori Coppola. Secondo tempo più tranquillo, eh. Dato quel lampo di 5 minuti. Ecco, appena detto mamma mia, grande subo. Il Leverkusen si prova a fare qualcosa. Leverkusen, mamma mia, fuori di niente. Ciao Federic Zobbi, ciao Gabri Cesa.
Il problema è proprio a centrocampo, cazzo, il problema è proprio là. Si vede proprio palesemente. Attenzione Leverkusen entra in area, ma recupera molto bene Hummels. Ancora Leverkusen sta premendo, adesso Leverkusen ha bisogno chiaramente di almeno un gol per entrare in partita. Attenzione di testa, Wildfeller, che miracolo. Castro. Stiamo soffrendo adesso si soffre. Veneziano, bella sponda per Royce. Eccoli qua i gemelli del gol. Ancora Royce recupera. Vai Royce, bravo Royce. Non perderla però Royce. Royce vede Veneziano, doveva darmi raso terra però. Veneziano, prova il tiro, è un po' difficile cazzo. Ciao, Felea Mario. Veneziano prova un missile da... no, questa era un po' esagerata onestamente. Ciao Luca Lancia. Ma che parata che mi ha fatto il portierone ragazzi, che parata. 82esimo, dai che siamo vicini. Altri 3 punti importanti. Veneziano, la dà benissimo Royce. Mamma che bello Royce. Parata del portiere. I due biondoni spaccano, sì, ciao Ajaminan Nagatanasank. Attenzione il Cume di testa, il Cume, mamma mia, mischia. Che cazzo però. Dai, 86esimo, dai che è fatta per piacere, 89esimo. Bravo Royce. E perché Veneziano la lascia? Veneziano così inspiegabilmente l'ha lasciata. Attenzione Leverkusen, attenzione Son. Ancora il portierone, mamma mia, ci sta salvando il culo però, Ciao Edo Gamer. Calcio d'angolo. Ancora Leverkusen comunque ci ha provato nel secondo tempo. Attenzione d'azione, attenzione. Fuori. E si va a vincere 2-0. Seconda vittoria di fila. Il Borussia si risveglia proprio adesso. Assist e gol per il Comendone. E si gode. Dai cazzo. Quinto posto, 48 punti. Buono, dai. Bastava non pareggiarne 15, cazzo. Poi si è partita contro l'Augsburg. E dopo c'è la finale di Coppa, ragazzi. Mamma mia. Raga, lasciate like per il Comendone. Grazie, Felea. Salviamo. Ok. E continuiamo. Dobbiamo continuare sulla striscia di questi bei risultati. Ciao, Pro Canguro. Il Borussia nel periodo è migliore, sì, concordo. Vai. E dopo c'è la finale, mamma mia. Rimettiamo il modulo. 4-2-2, ok, perfetto. Veramente anche bel tempo adesso finalmente, veramente c'è sempre il sole adesso nella nostra Germania. C'è sto arbitro con sta maglia che mi rincoglionisce però. Non vedo di fare la finale ragazzi, adesso solo mi sta accecando però Vai Royce per Veneziano. Non ci arriva di pochissimo. Era buono, non era fuori gioco, lo sapevo. Christiansen. C'è l'intro di TGN perché ho la parte col TGN, allora ho messo quella intro che non è neanche obbligatoria, ma mi piace metterla. Attenzione, Veneziano recupera un gran pallone. Il Cume il Cume è ancora però lentissimo, è veramente lento. Mamma mia che bolsetto che è.
Ciao Edo Sandri. Sì, giocandole tutte cresco velocemente, quello sì, è importante. No, perché mi cambia il modulo? Spero sia ancora il doppio palo, concordo, perché sennò mi incazzo. Personalizzata, ok. Questo è il mio modulo. Vai venezianone. Altro errore, c'hanno i dribbling e la velocità, siamo ancora scarsissimi. Non siamo proprio uomini d'aria, siamo. Vai Royce, corri. Corri Royce, niente da fare. Siamo al 20°, bisogna vincerla Fiori, bisogna vincerla. Ciao Just Gamers. Sì, Immobile veramente non gioca più in questo momento, cioè veramente Ciruzzo ha perso il posto e io godo. Parker. Don Juan fuori. Sei un po' lento, concordo. Preferisci PES o FIFA? FIFA per l'online, PES per questa modalità, ma FIFA mi è molto deluso perché ormai il momentum è scandaloso. Non vince più chi gioca, chi è più forte, ma vince quello che decide il momentum. Ed è molto triste. Palla scodellata è su, ma per nessuno. Siamo alla 32esima giornata, mancano 2 giornate, ragazzi. Ciao Paolo Racca. Non riusciamo a segnare. Framberger. Timo Werner. Come Timo Werner, ragazzi, è passato al... Se c'è un errore o un altro, non lo so, mi sembra strano però. Vai veneziano. Il veneziano per Royce, errore imperdonabile. Porca puttana. Infatti scusate se non scoraggiate tutti i commenti, ma sono anche concentrato, Dai però, Fioi, pressiamo, non è una squadra impossibile questa, dai. Niente, non riusciamo a sfondare. Parker. Attenzione Royce, la lancia lunga, ma veneziano purtroppo è lento e niente da fare. Niente da fare. Tranquillo Rios. Ciao Rios. Se sei in compagnia con la fanciulla, saluto anche la fanciulla. Niente, brutto primo tempo. Siamo tornati il vecchio Borussia purtroppo. Non siamo continui. Il Kuma rimorchia tutte le fighe di Dortmund. Speriamo. Attenzione il Kuma, questa forse è bella! Veneziano, parata! Puttana miseria, il Kuma recupera! Porca miseriacciola però. Intanto sto al Borussia un po' di tempo, dopo vediamo. Vediamo se mi arrivano anche offerte perché se non voglio più richiedere squadre. Adesso voglio solo dedicarmi al Borussia perché ho un progetto almeno di 2 anni al Borussia. Attenzione, no, portiere esci. Grande ancora il portiere che ci salva. Ci ha salvato il culetto ancora. Buttala su. Buttiamola su piuttosto, non perdiamola là. E il veneziano recupera l'ennesimo pallone. Dopo però è un po' lento nel darla via, niente, siamo lenti purtroppo. E sì che ho messo 6 tacche sulla velocità per aumentarla, Cosa ti sei perso? Un assist e un gol del Cume, 2 vittorie e un pareggio del Borussia. Però non siamo ancora a punte devastanti, d'altronde, siamo appena al secondo anno. L'ho spiegato Dan Style perché c'è il video di TGN. Dai, Fioi. Proviamo. Il 4-3-2-1 offensivo, proviamo questo.
Ciao Alex. Attenzione, attenzione, attenzione. Vai Royce. No, sono in fuori gioco ormai. E adesso è troppo tardi, adesso non doveva darmela però. Dai, c'è la finale, cazzo, tra un po'. Speriamo bene per la finale, Fio, speriamo bene. Dai, Roy, scombatti su ste palle, però. Niente. Attenzione il Cube, fuori gioco, non ci credo. Sì, c'era anche di parecchio. Personalizzata, dai, teniamo col 4-2-2-2. Buono. Giochiamo un po' meglio rispetto all'ultimo live di venerdì, però il Cube recupera ma non riesce dopo a tenere palla. Attenzione Parker. Attenzione, esce portiere. Bravissimo. Siamo tutti in ascia per la finale. Speriamo, Fioi, sarebbe importantissimo vincere. Però devo vincere anche questa, Fioi. Vai Cume, il Cume per Royce. Vai la premiata ditta. Attenzione il Cume, questo forse è buono! Ha sbagliato tutto il Cume. Ha sbagliato tutto. Il Cume ha sbagliato uno stop di petto non impossibile. Ciao Gianluca. Attenzione ancora l'Asburg. No, stai così. Niente da fare. Vediamo il gol in finale al 90°, speriamo. Niente da fare. Siamo quarti però, pazzesco. Siamo quarti, quindi i primi dell'Europa League. Perché chiaramente la fatalità la Bundesliga ha perso una squadra dalla Serie A l'altro anno perché la Fiorentina è arrivata in finale di Champions. E niente, cerchiamo di mantenere il quarto posto. Ma adesso ragazzi c'è la finale. Bayern, Monaco, Borussia Dortmund. Finale di Coppa di Germania. Salviamo. Dai ragazzi. Tutti insieme per un sogno. Tutti insieme per un sogno. Il primo trofeo. Vai! Vai. Sì, Gianluigi, l'altro anno sì. Eccola qua, ragazzi. Siamo in finale. Tensione alle stelle. Eccoli qua i giocatori. Entrano in campo fieri. Stiamo attenti soprattutto a Robben, il capocannoniere, il PCC della Bundes. Eccoci di qua. Giochiamo anche in casa, ragazzi. Abbiamo anche questa fortuna. Non possiamo fallire. E adesso bisogno del supporto. Inizia la finale. Finale di Coppa di Germania. Dal Signal Iduna. Attenzione il Cume. Subito preso per il Cume. Il Cume ricorda un doppio palo. Proprio un doppio palo nella partita di Bundes. Clamoroso. Oh, è tornato anche Eli proprio per la finale. Vai Eli, supportami anche tu. Attenzione il Cube. Attenzione il Cube. Il Cube entra in aria. Il Cube, vaffanculo. E vaffanculo Neuer. Subito miracolo su Veneziano. Non ci credo, poteva essere già l'1-0. Pazzesco, pazzesco Beppe. Pazzesco, pazzesco mignotta ladra. Manca Hannibus, è vero. E anche Antonio manca. Il Cume
Il Cume è gasatissimo. Il Cume fa un numero d'alta scuola. Il Cume ne fa 2. Fallo sul Cume non fischiato, pazzesco. Fallo sul Cume non fischiato, pazzesco. Ma il Cume c'è, ragazzi. Il Cume vuole la finale. Il Cume la pretende. Il Cume la esige. Il Cume la vuole. Ribery, Francuzzo per Muller. Questo Borussia è partito bene, però Royce non la passa subito, un coglionazzo. Porca miseria. Attenzione, però gira tutto per Camps. Attenzione a Camps. Attenzione per Veneziano. E gliela prende all'ultimo, non ci credo. Sono concentratissimo, ragazzi, se non risponde per quello, scusate. Bisogna vincere questa, bisogna assolutissimamente vincerla. Mario Götze. Super Mario. Marcate Marione. Pippo Lam. Ci prende per il culo il Bayern, ci prende per il culo Schweinsteiger. Pazzesco Bayern che ci prende per il culo. Royce sbaglia l'ennesimo pallone, basta però con sti errori. Attenzione Müller, attenzione Müller, Francuzzo fuori gioco questo, mamma mia no. Calcio d'angolo, corner kick. Dai fioi, dai. Crediamoci, per voi, cazzo, per voi tifosi e per le gnocche di Dortmund, dai. Attenzione, Lam, Pippo Lam! Vai Feller ancora vai Feller e ci tiene in gioco. Brava Eli, dai, supportaci anche tu Eli. Supportaci anche tu. Attenzione, vai il contropiedone. Non così Royce. E Royce ne sbaglia un altro. Ma il Cume stavolta riesce a recuperare. Il Cume gliela dà bene Camp. Attenzione, recupera molto bene Bad Stuber. Bernat, Bastian Schweinsteiger di questa finale di Coppa di Germania stupendosa, dove il Borussia è arrivato in maniera incredibile grazie anche ai 2 gol di Veneziano. Pippo Lam, Schweinsteiger. Vinciamola Beppe, vinciamola. Mario Götze, l'uomo che ha scelto nei mondiali. Philipp Lahm, Mario Götze, intrenere Götze, fa tutto Götze, ma recupera molto. No, rigore. No, il furto. No, se rigore è un furto senza senso. No, che furto, Xabi Alonso, rigore scandaloso dato. Va in fallo, ce la deve parare, gol. No, scandaloso. Scandaloso, ragazzi. Qua ci... no, perché... ok, sì, ci siamo. Scandaloso gol. Scandaloso rigore, amici. Scandaloso. Mamma mia che furto, ragazzi. Ma noi siamo più forti anche dei furti. Attenzione, subito per il Cume, non ci arriva per un pelo. Un rigore che non ci sta. Veneziano ha protestato come un pazzo. È andato verso la curva del Bayern a fare il segno dei soldi. Ladri schifosi. Il cupolotto è tornato. Il cupolotto bavarese schifoso. Veneziano rischia anche una squalifica perché ha fatto dopo il segno dei soldi alla curva del Bayern. Mamma mia che Cume. Come Dino Baggio in un Parma Juve, ragazzi. Signori di Cume. Il Cume c'è, ma il Cume non se la può mettere via così. Mi dispiace, ragazzi. È inaccettabile questo. È inaccettabile. Potrebbe essere il nostro primo trofeo. E il cupolotto sta facendo la sua. Ragazzi, sì. Lancio subito lungo per il veneziano. Neuer non sbaglia niente. Ma aspetta, non è che chiamata. Aspetta un attimo, coglione di Royce. Il veneziano si incazza che con Royce. Dice, ma che cazzo di passaggi fai? Sono saltati un po' i nervi, ragazzi, al Dortmund. Sono saltati un po' i nervi, fioi. Sono saltati i nervi. Tacco del Cume sbagliatissimo. I tifosi del Borussia intanto stanno veramente sprofondando di insulti quelli del Bayern. Robben fa un numeraccio scandaloso. Robben di destro, 2-0, finito. Pazzesco, 2-0 scandaloso. Finisce qua, adesso ci vuole un miracolo sportivo che onestamente la mia squadra non è in grado di fare. Veneziano, niente, non arriva un passaggio.
Robben ha fatto un gol veramente da fenomeno del calcio. Qual è, per carità, però. Il Kuma è furioso, però il Kuma è furioso, recupera un pallone bellissimo e la dà a Royce. Dai che possiamo essere ancora vivi. Royce! Royce, no! Royce l'ha sbagliata su un assist fenomenale del Koumenda. Allora vuol dire che dobbiamo perderla, ragazzi. E allora vuol dire che dobbiamo perderla. Vuol dire che dobbiamo perderla, ragazzi. Vai. Allora vuol dire che dobbiamo proprio perderla. Incredibile errore di Royce, incredibile. Incredibile. Poteva essere una bellissima occasione per tornare in partita. E ormai veramente ci vuole un miracolo sportivo. I tifosi del Bayern fanno festa, ma sono dei ladri di merda. Pazzesco. Pazzesco. Non ho parole. Robben, Ribéry, Francuzzo, Müller. Mamma mia, tiro incredibile del Bayern fuori. Incredibile. Finisce il sogno della finale, si interrompe qua. Ma Royce poteva segnarla, Royce. Il Kume ci prova da solo e sbaglia tutto il Kume. Basta, ormai è andata. 83esimo. Con una squadra di morti come questa. Sentite i cori per il Bayern. Müller. Attenzione Robben, che azione del Bayern, che azione Robben, mamma mia, per poco era il 3-0. Ciao Bikramijli Sting. Lewandowski. Pazzesco, è finita così, peccato veramente. Royce poteva riaprirmela, invece il porco l'ha sbagliata. Attenzione Robben, mamma mia. Finisce qua la nostra chance di vincere la Coppa di Germania. Peccato veramente. Niente, recuperiamo un pallone. Il centrocampo ignobile del Bayern, del Borussia proprio. Veramente centrocampo ignobile. Fallaccio di Veneziano. Che non ci sta a perdere chiaramente. Attenzione ancora il Bayern fa quel che vuole. Si chiude in disfatta per il Dortmund, 3-0 del Bayern. Veramente inaccettabile, un rigore regalato, vai. Il Kume prova a salvare l'onore del Kume del Borussia. Il Kume è ancora Neuer, allora basta, allora ditelo. Finisce qua, ragazzi. Attenzione Veneziano e ancora Neuer. Non potevo andare avanti perché me la fregavano. Il Kume si dispera, bellissimo. Il Kume che piange, ragazzi. Il Kume che piange, qualcosa di meraviglioso. Esce che il portiere, ma ormai non serve a nulla. Veneziano di testa. Il Kume che piange, una scena indimenticabile di questa partita, però. Il Kume prova il tiro, fuori, finisce qua. 3-0, piangono tutti, Bender piange. Kagawa non capisce niente perché è giapponese, tutti che piangono. È finita, ragazzi. Bender è veramente in lacrime, ragazzi. Ciao Luca Curti, guardate, Bender è disperato, Bender disperato. Perdiamo 3-0, abbiamo perso. Ciao Kume, ciao Antonio, eccolo qua Antonio che purtroppo vede la sconfitta per 3-0. Niente da fare, ci abbiamo provato, ragazzi, purtroppo mi è andata male. La squadra Borussia Dortmund è arrivata seconda.
capocannoniere veneziano della Coppa di Germania, una piccola soddisfazione personale, piccola piccola, e sono anche stato selezionato come squadra della Coppa di Germania, piccola soddisfazione per veneziano. Piccola soddisfazione, vediamo quanti gol ho vinto, 3 gol forse. Vediamo. Classifica gol. Eh sì, con 3 gol capocannoniere veneziano, dai, l'unica soddisfazione è questa, insomma, dai. Volevo vedere, ma non c'è la bacheca, diciamo, neanche del secondo posto, no, non c'è un cazzo, ma di medaglia d'argento, almeno per avere una soddisfazione, no, niente, proprio. Ah, Dio mio. Avanzamento. Dimmi Super Gamer 69. Aspetta, vediamo se è l'ultima giornata, però, per capire. Parità finale, ok. Cerchiamo di finire col Francoforte il campionato e entrare in Europa League, dai. Con 3 gol ho vinto la classifica capocannonieri, pazzesco, già un piccolo trofeo. Ma le scarpe, ragazzi, non posso cambiarle, devo cambiarle dal menu normale che la prossima volta mi sono dimenticato, scusate. Perché non è più come una volta che puoi cambiare da qua. Attenzione il Cume, peccato. Dobbiamo assolutamente vincere per andare tranquilli in Europa League. E poi ci sono gli europei, ragazzi. Anche se abbiamo un'Italia scandalosa, io ci credo. E là potrebbe essere la consacrazione, perché fare dei bei europei mi porterebbe tanto in su per la carriera. Se mi convoca chiaramente il porco di Conte, perché... Cerchiamo di finire bene questa stagione dalle 1000 delusioni, veramente. Veneziano. No. Fuori gioco. Ciao Eli! Scusate se non riesco a rispondere a tutte, ragazzi, ma... io ci provo. Veneziano. Sbaglia tutto Veneziano, che è un po' frustrato dalla sconfitta in finale. Vai Cume. Finora il palmarès del Cumendone è selezionato per la miglior squadra della Serie B, selezionato per la miglior squadra della Coppa di Germania, capocannoniere della Coppa di Germania e secondo posto in Coppa di Germania. Dai, sono record un po' del cazzo, però dobbiamo accontentarci, Veneziano, il Cume, niente da fare. Quanto dura il live? Dura almeno gli europei, ce li spariamo chiaramente, questo è sicuro. Attenzione Veneziano riesce a fare qualcosa di fisico. Niente, quanto deve migliorare in velocità. La Champions League non l'avevo fatta perché dopo ho stato problemi di copyright, non chiedetemi il perché, col Napoli l'ho dovuto smettere. Forse per la canzoncina della Champions, probabilmente. Attenzione, Seferovic, cerchiamo di non chiudere male Seferovic. Buono Subotic, grande Subo. Vai portiere, ti prego, bravo. Eli è un coglione il Cume, grazie. Voglio bene a questo amico. Piero Fistetti, sei il nuovo idolo della chat, veramente. Piazzon. Mamma mia. No, non insultava, no, ma non insulta assolutamente, non dovete proprio, anzi, è il migliore della chat. È il migliore della chat, ma dai, non ci offenderemo mica per queste cose. Mamma mia, ancora Weinfeller, feo miracoloso, Dai, Piero, perché? Dai, Piero, sei il nostro idolo. Dai, buttala su. Niente da fare. Ragazzi, state calmi, Sabri, state calmi. State calmi, Piazzon. Fuori, mamma mia. Sabri, Tagliari, stai calmo.
Ciao Bakim. Dai, cerchiamo di finire con una bella vittoria. Ecco come sbaglia tutto. Catroia, 41esimo. Sti cioccolatai obesi, dai cioccolatai obesi, facciamo un golletto. Vai come per Royce. Ah, mi saluti come, ciao Red Sky. Ciao Super Game 69. Che rinuncerebbe al parrocchino per il Cume. Grande, grande. Ecco, grazie Eli. Dolcissima. Parapero. Vogliamo un gol, anch'io vorrei chiudere con calma. Ciao The Lunar Wolf. Vai, secondo tempo. E finisce sta Bundes. Ciao Dom Mass. Lunga, lunga, lunga. Come vai al Bari? Quasi quasi. Vai comendone. Vai comendone. Prova un numero d'alta scuola invece un numero di alta pippa. Ciao Just Gamers. Dai fioi, madonna. Ciao The Smike. Stagione comunque un po' così, non esaltante, bisogna proprio dirlo. Il prossimo anno cominciamo da zero col Borussia e vediamo di partire bene, cazzo, speriamo. Oh, questo pareggio speriamo di non uscire dall'Europa League, cazzo. Attenzione, dai, fioi, questo Francoforte, manco i 3 punti finali. Niente, oh niente, no, che c'è storia. Il Bode via. Purtroppo il regalo non l'ho potuto fare, lo farò quando vado i primi di marzo. Sì, sono in difesa intanto, non mi sono accorto nel rispondere, nel leggere qua la chat, scusate. Quindi gli porterò qualcosa a marzo sicuramente. Attenzione Francoforte, gol, vaffanculo, va. Ti sei perso la sconfitta, ti sei perso la sconfitta in finale di Coppa di Germania purtroppo. Piero, ma come mai ce l'hai con me, Piero? Pierone ce l'ha con me, ragazzi. Ah, Dio mio. E arriva anche il gol, porca miseria. Vai venezianone. Vai, oh, ma non arriva un passaggio, Non arriva un passaggio. Il come non si incazza mai. Dai, lanciami. Dai, lanciami, segniamo un gol per Piero. Voglio il gol per Piero. Il gol per Piero. Il gol per Piero. Porca miseria, volevo il gol per Piero. No. Mamma mia. Ciao Daniele Enrique Vasquez. No, cazzo, voglio il gol per Piero. Voglio il gol per Piero di testa, niente da fare. Ah, Dio mio. Vai il come tira il missile fuori, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, peccato. Peccato, cavolo.
Niente da fare. Niente, il veneziano per poco si metteva al gol. Niente, cioè non arriva addirittura la sconfitta. Rischiamo di uscire anche dall'Europa League. Pazzesco. Pazzesco. Mamma mia, grande Weinfeller. Ciao Emanuele Zitti. Dai, cerchiamo di chiudere. Proprio con una sconfitta dobbiamo chiudere. Mamma che tristezza. Oh. Vai. Almeno il pareggio, almeno il pareggio. Niente, finita. Finisce qua ragazzi. Vediamo un po'. Vediamo un po' di messaggi. Allora, che succede? Dai, stiamo buoni, fioi. Stiamo tranquilli. Fai anche tu un gol per Piero, dona 2 euro. Eh... Scusa, vedo che se la... Dai ragazzi, finiamola con queste robe, se no chiudo il live e basta, Cioè, nel senso, non rispondete neanche voi e basta, cioè... non ci credo, siamo fuori dall'Europa League. Non ci credo, no, è una parola. Ecco, questo è il problema, no Piero? Guarda, guarda. Guardate ragazzi cosa è successo, altro che Piero. Cioè, questo è il problema, fuori dall'Europa League. No, è pazzesco. Pazzesco veramente. Scandaloso, veramente. Scandaloso. Non ho. Come si fa a bannare le persone? Non ho mai bannato nessuno, cazzo. Perché poi sono anche dal tablet, quindi ancora meno, lo so. Ma mi dispiace, insomma, non capisco perché uno deve entrare qua e sparare merda su tutti. Cioè. Non capisco proprio. Vediamo un attimo qua. Adesso non capisco perché. Dio santo. Ma non capisco neanche come fare, ragazzi. A me dispiace. Eh, Per fortuna come ci sono poche mail su sto canale. Insomma, siamo usciti purtroppo dall'Europa League. Adesso a me dispiace che sta, diciamo, rovinando a voi la chat. Come chiudi live per oggi? Ho fatto cagare abbastanza. Va, vedi. Come sei molto sexy, ecco. Ah, bene. Settimo posto. Ok. Vediamo un po' qua, ma penso non sia da nessuna parte. Robben capocannoniere, miglior giocatore, Schweinsteiger uomo assist, Guardiola allenatore. E qua fuori da tutto, vabbè, chiaramente così. Adesso io vorrei capire la situazione, Fioi, cioè per voi perché vi vedo abbastanza incazzati. Ciao Fusion Eyes. Niente da rilevare. No, sto al Borussia comunque, ragazzi. Sto al Borussia assolutamente. Non voglio andare via dalla Bundes così. Eli incazzata. Ciao Gallo. Oh, non capisco.
Non capisco perché sta chat deve essere così. Boh, soltanto va bene, amichevole non la faccio neanche se vuoi. No, non voglio chiuderla, però non voglio neanche vedervi voi così incazzati. A sto punto ignoratelo, Fioi, se vi dà fastidio. Sono anche gli europei, cazzo. Siamo usciti anche dall'Europa League, Dio. Dio santo. Non si è ricevuto la prologa. Fioi, io non so come bannarlo. Mi ha dato il contratto. Vabbè, intanto l'accetto, poi al massimo dopo lo vado via comunque, insomma. Ah, Dio, che casino, che palle, oh. Yes. Ok, siamo agli europei, ragazzi, molto molto bene. Eh, ok. Hai assicurato la squadra un posto in Europa League? No, ma che cazzo stai dicendo? Leggete qua, la squadra ha mancato le qualificazioni in Europa. Ah, Champions League, scusate, ho letto male. Beh, lasciamo in Europa League per la Coppa probabilmente. Che culo, Fioi, madonna del signore. Ah, mamma mia. Giorno delle trattative. Scusa, ma gli europei? Ricominciamo o no? Avanzamento. Oh, iniziano gli europei. Siamo in Europa League, bella, è per la Coppa, anche arrivando secondi. Che culo, Fioi. Che culo grande. Oh, siamo agli europei, salviamo il culo dell'Europa League. Molto bene. Ciao Don Mas. E adesso vediamo con la Turchia di fare una bella prima partita degli europei, di salvare questa stagione. Vai. Ciao Don Mas. Vai Fioi, concentriamoci sugli europei che sono molto importanti. Dai Fioi. Turan. Turan per Sarer. Dai Fioi, con i turchi dobbiamo vincere la prima importantissima. La prima, guarda dove va il portiere, va il deficiente. Mamma mia. Mamma mia. Ragazzi, pensiamo qua al live mio perché se dobbiamo giocare e pensare di più ad altre persone che che alle mie prestazioni sul campo, cioè, chiudo veramente il live. Occhio, occhio, occhio ragazzi. Dai, che hai, dai. Ok, il venezianone. Può ripartire l'Italia. Dai che sono importantissimi l'Europa. No, che erroraccio, Fioi. Turan. Occhio al Turan. Veneziano. Il come se ne va, il come se ne va. È chiaramente la stella di questa nazionale, purtroppo, perché la nazionale fa pietà. Veneziano. Veneziano non ce la fa a dribblare, purtroppo. Fuori, rimessa nostra. Il come se ne va.
Il Cume prova il passaggio di profondità molto bello. Vediamo se arriva un bel cross. Vediamo se arriva un bel cross. Il Cume. Ma che cross, una mozzarella, non è un cross questo, porca miseria. Sarer. Sahin. Oh, mamma mia. Ah, Dio mio, che tristezza. Sponda di veneziano sbagliata, purtroppo. Dai, un bel lancio. Dai, con la Turchia però ragazzi, però vedo dalle chat che veramente stiamo più seguendo le prodezze di Piero rispetto al Comendone, cioè io dopo questo video, dopo questa partita chiudo sinceramente il live e vediamo un attimo perché, cioè, siamo in, ecco mamma mia, grande Buffon, siamo in 82 e dobbiamo romperci le balle per una persona che la vede così, non capisco. Cioè, se facciamo così, veramente si diverte. Turan, Turan. Ah, il però un numero ma non è proprio arrivato. Dai ragazzi, dai. Buona sponda, questa è buona. Questa è molto buona, il lancio però purtroppo è stato un lancio di merda. Niente, come col Borussia. Oh, Borussia Italia, due squadre Simic. Mamma mia, vediamo i moduli. 4-2, 4-3-2-1 offensivo. Questo qua proviamo. Fine primo tempo. Ragazzi, ma sono del tablet non posso fare nulla purtroppo, ma comunque magari si crea un altro account, cioè ha poco senso secondo me. Questo è un lancio profondità, niente da fare, non benissimo. Dai che la può recuperare di fisico, niente. Dai, recupera, sta ferma, non è che lo pressa. A parte che non so come si blocca un utente, ma comunque dal tubo non penso si possa fare. Turan fa quel che vuole, Turan fa quel che vuole, passeggia e pure dribbla tutti, molto bene. Gol della Turchia, ma va a cagare. Ciao Umberto. Gol della Turchia, pazzesco, cioè veramente. Neanche la Turchia non riusciamo a vincere, il Cume che scappa. Ciao Fabio Piatto. Mamma mia, non vinciamo neanche agli europei, fioi. Ciao Francesco Mastro 5. Dai signori, dai. Guarda come stiamo giocando di merda. Fuori il carattere, qua altro che carattere, cioè.
Ancora un passaggio lunghissimo. Ciao Simone Costa. Entra Insigne per il Shaarawy, vabbè. Questi europei in Francia veramente per il momento stanno dando solo delusioni. 1-0 e non abbiamo fatto neanche un tiro in porta. Bene. Fa quel che vuole la Turchia, fa quel che vuole. 71esimo. Turan, che è già distrutto. Ah, se prendiamo la prima abbiamo pochissime chance di passare. La prima è fondamentale. Turan. Buffon stavolta la para. E qua ho sbagliato proprio giochino, cazzo, volevo fare la bicicletta, vabbè. Il comandone si smarca abbastanza bene. E gliela passa, dai, non perderla però, ancora sbagliata. Vai Kume, il Kume si gira, il Kume ha una piccola chance. Il Kume prova di sinistro e sbaglia ancora. Il Kume entra in aria! Imparata del portiere, ma porca trota. La Eli sostituisce il Kume, grande Eli. Gol del Cesena intanto, pazzesco. Buttala su, buttala su. Dai, lancia. Vabbè. Però anche queste sponde qua sono sponde veramente del cacchio, Attenzione alla Turchia. Se facciamo il 2-0 ancora peggio. Per differenza rete almeno stiamo sull'1-0. Se no potevamo perdere. Buttala su. Ma raso terra è proprio impossibile per voi passare. Niente, proprio raso terra non si può passare, vabbè. Finisce qua ragazzi, Turchia 1, Italia 0. Peggior inizio possibile degli europei. Conte va fuori dal campo veramente con il parrucchino staccato. L'Ucraina batte il Belgio, pensa a te. Non ho parole veramente. Stiamo giocando di merda. Siamo titolari quanto vuoi, ma non segniamo un gol. Vai. Elis. La Eli. Si vede che la Eli è l'unica ragazza. È tormentata, povera Eli. Vai, cazzo, con il Belgio. La partita più difficile del girone, ma la vinciamo. Dai, ragazzi, tiriamo fuori i coglioni adesso, per piacere. Per piacere, ho bisogno di un supporto totale adesso. È proprio totale. Ve lo chiedo proprio da amico, Fioi. Perché se non riusciamo a vincere questa, siamo già fuori dagli europei. Ciao Giovanni Battaglia. Bello. Comunque facciamo gli europei e poi la prossima stagione se la cominciamo nel prossimo live. Oh, c'è il Belgio. Oh, Lukaku se ne va di gran carriera. Lukaku se ne va. Lukaku per Witzel. Recupera l'Italia. Veneziano si invola. Veneziano si invola dalla sua difesa. Il Kume si invola. Il Kume si invola. E dopo fa un passaggio di merda. Ciao LC Bongo 90.
Eden, azzardi, il frutto dell'Eden. Il frutto dell'Eden. Buono. Il Cume cambia gioco a sinistra, perfetto. E la Madonna, come giochiamo male però. Il Borussia Dortmund sembra una grande squadra. Giusto, giusto. Ora la Eli deve ricevere più saluti del Cume. Giusto. Lukaku, grazie Eli, sempre troppo buona. Ragazzi, prego qualche coro pro Cume, non ce la faccio più, fioi. Non ce la fa più. Lukaku, Lukaku, Buffon. Mamma, non mettiamo un passaggio. Dai, fioi, dai. Lukaku. Come giochiamo male, fioi, veramente. Sta carriera è cominciata così bene col Bari. Adesso mi sembra una merda. Deve cambiare in qualche modo perché sennò è veramente una tristezza infinita, eh. Cavanda. Lukaku. Guarda come giochiamo veramente no male de più, eh. Il Cume, bello questo assist. Vai Cume. Il Cume era un bel passaggio, era. Che nera, oh. Che nera. Grazie che non escete mai, ragazzi. Comunque abbiamo messo Perin. È uscito Buffon, ragazzi. Dopo l'erroraccio ha giocato male Buffon contro la Turchia. Ha preso un gol che poteva evitare tranquillamente. Veneziano sbaglia. Cume un cazzo in testa, sono contento. Male, male, male. Per segnare devo stare sulla linea di porta, sì, concordo. Neanche un pareggio non basta. O si vince, o siamo fuori. Cavanda. Madonna, ma come stiamo giocando di merda però, offensivo. Ora sto guardando un attimo di velocità. Cesena Juve. Cesena sta dominando, ragazzi, mamma mia. Sta dominando Cesena, porca mignotta. Comunque dai, pensiamo all'Italia. Grazie ragazzi per i cori. Vi saluto tutti, vi saluto tutti, ma adesso sono tanto concentrato su questi europei. Però giochiamo tanto male, Dai, madonna, sto tiki-taka di merda, madonna del signor. Era sto fermo. Hazard. Eden. Mamma mia, Eden. Mamma mia, Eden. Sì, beh, noi col Cesena perdiamo 3-0, secondo me. Guarda, Perin. Eccolo qua, è tornato Perin. Meno male che c'era il Cume. Veneziano. Sì, però non puoi essere così lento a passarla, però. Dai, Christiansen. Che sfiga, oh. Buono. Non c'è nessuno con me in avanti, non c'è nessuno. Ma quanto male giochiamo, fioi, da 1 a 100? 1000, cioè.
Sono abbastanza incazzato. Boh. Il Belgio domina. Come sai volare? Ancora no. Dai, Italia, dai. Solo un gol ho fatto in nazionale. Il Kume, forse ci arriva, forse ci arriva. Ciao. FM quando torna domani. Salvo chiaramente impegni o comunque cose, però domani alle 20:30 c'è FM. Brutto faro del Kume di frustrazione, sì. L'ho fatto, non me ne pento. Ha ammonito il Kume. Ciao Giuseppe Vorraro. Giochiamo proprio male, giochiamo. Niente, non prendiamo una palla. Non prendiamo una palla. Hazard. Dai, rigore per la Juve comunque. Rigore per la Juve. Lukaku. Dai. Niente, 0-0. Che schifo. Che schifo, madonna. 0-0. Vediamo se c'era rigore. Vediamo un attimo. Ci può stare. 3 punti, siamo contro l'Ucraina, dobbiamo vincere con l'Ucraina e sperare che il Belgio, che la Turchia vinca. Sì, possiamo ancora farcela in realtà, però dobbiamo vincere con l'Ucraina del mio Sheva. Vediamo un attimo sto rigore, database. Classifica club. 15esimo il Borussia, non so dove, però vabbè. Vediamo sto rigore. Guardiamoci il rigore e poi partita decisiva degli europei. Cambiamo divisa. Scusate ragazzi, momento di panico. Povero Cesena però. Dai che andiamo con l'Ucraina. Possiamo ancora passare, ragazzi. Possiamo ancora passare. Errore clamoroso di Vidal. Mamma che errore di Vidal. Dai ragazzi, concentriamoci adesso però. Concentriamoci, possiamo ancora passare. Occhio no, l'Ucraina però subito che parte a bomba. Fiore, adesso basta Juve però, pensiamo al Kume perché c'è la partita finale degli europei, dai. Vai ragazzi. Dai Italia, dai. Dai, con l'Ucraina ce la possiamo fare,
Lunghissima, lunghissima, lunghissima. Dai che forse però non esce il portiere. Dai che hanno paura, dai che hanno paura. E adesso pensiamo al Cume, ragazzi, pensiamo al Cume. Bella sta rimessa, bellissima. Ma poi una roba eccitante. Dai che vengo in Irlanda, vengo. Il Cume, il numero del Cume spaventoso e poi stop ancora più spaventoso. Dai cazzo, ma un'azione, neanche un'azione non riusciamo a fare. Dai, che possiamo ancora avere una chance di passare sto turno. Vabbè, ma che do coglioni, oh, però. Dai. Allora, si tiki-taka che non servono a niente. È ancora persa. Fuori, fuori, niente da fare. Dai, un bel lancio, qualcosa di positivo. Attenzione, lancio per il Cume, lancio per il Cume. E il Cume la recupera. No, però è fallo questo, ma no. Ma dai, questo era un fallaccio scandaloso, non ci credo. Scandaloso, ragazzi, scandaloso. Dai Cume, il Cume fa un numero clamoroso su 2 giocatori. Mamma cosa ha fatto il Cume. Mamma cosa ha fatto il Cume. E dopo però cross di merda. Sì, verrò sicuramente in Sicilia io. Cioè, è chiaro che sarà una tappa fondamentale. Perché con la ragazza anche siciliana è scontato che sarò in Sicilia parecchie volte. Sono già sempre a Roma, che sboss. Questo era fallo, però che vergogna. Brutto. Mi dà la munizione. La munizione. Se passiamo non ci sono i quarti praticamente. Beh, bello. Porca miseria. Devic. Cerchiamo di passare almeno. Devic. Yarmolenko. Mamma mia che di merda che giochiamo. Che sboccio. Che brutta partita però, cazzo. Mamma mia che brutta. Niente, finisce il primo tempo. Ciao Domenico Cenere. Come prima di Sicilia passa per Reggio, ok Carmelo? Non so che non possono fare un errore, no. Niente. Vai Cume. Il Cume ci prova. Il Cume ci prova. No, devo passarle. Che tiro di merda ha fatto? Ma perché sti tiri? Ciao Miki TV. Ma perché sti tiri qua? Vai. Non mi lascerete mai, grazie. Passo dappertutto, ragazzi. Passo dappertutto. Dai, piccolo Ace. Anche Ace non ha fatto niente. Ma che tristezza, oh. Anche Catanzaro passo, ok.
La tristezza continua. Attenzione, forse c'è l'occasione per il Cume. C'è l'occasione, palloletto, ti prego, entra! E c'è il gol miracoloso! C'è il gol del Cume! Palloletto indecente, da quanto è bello! Gol del Cume! Un lampo, un fulmine a ciel sereno, gol di Veneziano! Gol di Veneziano, io sto che primo gol in un europeo per il Cume. Mamma mia che pallonetto! Mamma mia che pallonetto! Finalmente! Finalmente! Finalmente, cazzo! E porca troia! E c'è il gol del Cume. E adesso calma. E adesso calma. Buttala via, buttala via. Buttiamola via, difensivo. Buttiamola via, Fioi. Ocio, Fioi, Ocio, mamma mia, ma perché? Ma perché? Questo è il destino, come. Secondo gol nazionale, ma questo può essere pesante. Pesante, ragazzi. Attenzione, ancora passaggio per il Cume. Ancora passaggio per il Cume. Il Cume entra in aria. Il Cume. Boom. Doppietta agli europei. Proprio contro l'Ucraina. Contro l'Ucraina del suo idolo Sheva. Incredibile veneziano. Doppietta in nazionale. Puffede. Esplode. Esplodono tutti. 2-0. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene. Grazie, Eli. Grazie, Eli. Un bacio a tutti voi. Vi amo, cazzo. Doppiettona, speriamo possa servire però. Speriamo possa servire. Peccato per la munizione però. Attenzione, lancia il Cumendone. Il Cumendone fa sfracelli. Il Cume vuole la prima tripletta in carriera proprio agli europei. Il Cume fuori. Crazy Cume è tornato. Da solo il Cume sta portando l'Italia. Forse ai quarti, ma non è detto, non è detto. Stiamo calmi, ragazzi, stiamo calmi. Stiamo calmi, relax puro, relax. Dai, che 2-0 che per la differenza reti, dai. Dai che forse è esploso il fenomeno, come dice il buon Bakim. Vai, Bakim. No, offensivo, cazzo dici? Rotan. Bravo Kume che rientra anche in difesa. Signori, the best Kume in the world. The best Kume in the world. Il Kume se ne va. Il Kume se ne va di gran carriera. Invece no, non se ne va. Ma porca puttana. E il Kume ancora di cuore. Mamma che Kume di cuore. Mamma che Kume di cuore. Speriamo bene però. Speriamo di passare. Se il Belgio ha vinto con più gol di scarto siamo fuori. Fischia Beppe, fischia. Ah, peccato, se me la passava giusta potevo andare per il terzo gol. La sentenza kumendiana è tornata però. Signori, la sentenza c'è. Fischia. Fischia. Dai che andiamo ai quarti. E vediamo se andiamo ai quarti. Sì, ragazzi, andiamo ai quarti, perché se risultano così andiamo ai quarti. Non ci credo, portate ai quarti la mia nazione, Fioi. Eli scrive cose, vedete i minori. Cosa scrivi? Cosa scrive Eli? Siamo passati, ragazzi, grazie. Siamo passati, cazzo. Speriamo, dai, speriamo di avere una partita non di... Come, il Belgio ha vinto 3-0, no? No. Non ci credo, no, questo è un bug, non ci credo. 3-0 hanno vinto. Vabbè, basta. Penso che adesso live su PES farò altri giochi, perché questo è proprio incredibile. Proprio incredibile. No, ragazzi, questo è vergognoso. Vergognoso proprio.
Vergognoso proprio. Basta. Adesso mi riposo un po' da PS perché è scandaloso. Biscotto scandaloso. Biscotto scandaloso. Come sei un porno divo, grazie. Mamma mia, che delusione. Che delusione, ragazzi. Tanto la Juve ha pareggiato. Non ho parole. Arriviamo alla prima giornata di Bundes e chiudiamo. Chi ci ha lasciato? Oh. Qualcuno ci ha lasciato. Pazzesco. No, sono scioccato, ragazzi. Sono scioccato che per andare fuori così dagli europei con un bel 2-0. Illusione comendiana. Vediamo la rosa, se c'è ancora... No, sono scioccato, eh. Bundesliga. Sì, dai, ci sono ancora i nostri. Non ho parole. Ciao Luca Curti. Buonanotte. Comunque non arrivano offerte. Che delusione. Ciao Vincenzo Petulla. È proprio uno shock tremendo per Veneziano, eh. Ciao Emanuele Germani. Ciao Riccardo Rusconi. Scandati sulla casa di quello che hanno creato PES, quasi quasi. Sì, siamo sempre in 80, grazie ragazzi. Però ho chiuso con 20 partite, 5 gol e 2 assist. Non una gran stagione col Borussia, eh. Ciao Daniele. Vediamo cosa faccio quest'anno col Borussia. Ciao Eli Crafter. Ciao Eli. Grazie sempre del supporto meraviglioso. Un saluto a tutti ragazzi. Adesso vado anch'io, che sono anche stanchetto. L'allenamento non lo faccio, non esiste. Ho perso col Siviglia, bene. Belle prospettive per la prossima stagione. Raga, un salutone dal Comendone veneziano. Prima partita contro il Paderborn, speriamo di cominciare bene. Grazie veramente di tutto. Peccato per sconfitta in finale di Coppa di Germania, più eliminazione cocente degli europei. Peggio di così non poteva andare, ma sono sicuro che quest'anno sarà il nostro anno. Come adoro il tuo accento, grazie. Grazie Eri, sempre dolcissima. Come? Vediamo, aspetta un attimo. Aspetta. Vabbè. Ciao Marchese, ok. Ciao Samantha, ciao Vincenzo. Notte Cume, baci baci, grazie. Ciao Gallo F. Grazie Traina. Grazie Sciarco. Salvem. Ok. Raga, un salutone dal Comenda veneziano. Ciao!